Sono lì vicino, ho fatto la terza media, dopodiché papà, che anche lui artigiano, decoratore, pittore, ha detto segui la strada, o lavori o vai a scuola. Io ho provato a lavorare ancora quando ero giovane con papà e ho scelto di andare a lavorare e ho continuato la sua attività fino a che a 22 anni ho cambiato tecnologia di lavoro con mio papà, cioè mi sono modernizzato un attimo per cambiare tipologie, per cambiare progressi, per cambiare, e sono partito come artigiano da solo, come dipendente. E tuttora sto ancora lavorando come artigiano, come maestro artigiano pure, che mi hanno promosso, con soddisfazione enorme. Vedete, io anni fa ho fatto dei carri mascherati a mano che la gente applaudiva come impostavo i colori, aveva un risultato che ti dà una soddisfazione. E perché la mattina adesso mi alzo con la voglia di lavorare ancora, perché ho visto cose che ho fatto in 40 anni, 45, 48, in bianchino, che sono ancora belle. È un lavoro faticoso, è un lavoro che tanti non apprezzano, non sanno che soddisfazione possono avere e rinunciano a questa soddisfazione della voglia di lavorare, che un giovane se non prova non capisce. Ne ho due, uno da 21 anni e mio figlio che ne ha 25, che veramente sono soddisfatto perché hanno capito cosa vuol dire lavorare con le mani e creare un qualcosa di... perché il nostro lavoro, a parte quello, è anche poi creare qualsiasi tipologia, puoi creare, ti puoi inventare pure i colori, ti puoi abbinare in una certa maniera dove che il cliente apprezza dopo. Siamo nella categoria dei pittori veri e propri di quadri, che sono tutti un po' artisti e pazzi, anche tra virgolette, perché uno che crea qualcosa deve avere un estro, diciamo, molto fantasioso, molto... sì, alla fine sì, sono un po' estrosi anche.